Potere al popolo. Seconda parte della nostra controinformazione, Sammy Varin, Potere al Popolo, Radio Libertà. È il momento del Qui Parlamento. Qui Parlamento. Con il buongiorno alla vicepresidente della Commissione Lavoro, onorevole Tiziana Nisini. Buongiorno Tiziana. Buongiorno a voi. Grazie, Buongiorno. grazie della pazienza per essere con noi. Sicurezza sul lavoro, parliamo di questo. A che punto siamo? Qual è lo stato dell'arte? Che cosa si sta muovendo sul fronte sicurezza sul lavoro? Tiziana. Eccoci. Allora, ieri sono usciti i dati INAIL, dei dati importanti che fanno un po' il riassunto di quello che è stato il 2024 in termini di denunce, di infortunio, in termini di morti bianche. Sono dei numeri importanti, sono diminuite da una parte le denunce per infortunio dell'1,9%, dall'altra parte sono aumentati i morti, aumentati che comunque fossero rimasti uguali al 2023 o al 2019 sarebbero stati sempre troppi, perché nel mondo del lavoro hanno perso la vita 797 persone nel 2024. Cosa stiamo facendo? Cosa sta facendo questo governo? Allora, questo governo sta puntando sulla formazione, sui controlli. Sono stati assunti con questo governo 1600 ispettori proprio per andare a controllare nelle aziende. E questo perché non si vuole uno Stato militare, ma perché molto spesso le normative sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ce ne sono tante, ma molto spesso succede che si lavora per prassi, per consuetudine, non si lavora andando poi contro il rispetto delle norme. E questo succede soprattutto nelle realtà più piccole, dove investire in sicurezza sul lavoro è più un costo che un investimento. È uscito il bando EASY, che è un bando uscito dall'INAIL, che ha messo a disposizione per il bando 2024 600 milioni di euro, cifre importanti che vanno ad incrementarsi proprio per incentivare le imprese ad investire su progetti che portano a sicurezza e tutela del lavoratore. Questo stiamo facendo, incrementando le risorse, incrementando i controlli, e c'è anche un lavoro perché ci deve essere proprio un cambio di mentalità culturale. Come ho detto prima, la sicurezza sul lavoro non deve essere vista come un investimento, ma non come un costo, ma come un investimento. Ed è per questo che è uscito questo bando EASY con risorse incrementate, proprio per andare a incentivare, a sostenere, aiutare le aziende anche in questi progetti. I controlli sono importanti, sì, perché tra questi dati vediamo che ci sono più morti tra lavoratori stranieri che non italiani. Molto spesso si parla di caporalato, dove questo governo sta facendo tanto. È stata implementata e valorizzata una piattaforma proprio di comunicazione di dati per andare a intercettare tutta quella forza lavoro che non lavora innanzitutto con un contratto di lavoro e quindi anche lavora non in situazioni di sicurezza, perché non c'è la volontà proprio del datore di lavoro sul caporalato di tutelare il benessere delle persone che lavorano sotto questi imprenditori. Quindi di lavoro ce n'è tanto, le cifre sono importanti. Io, come dico sempre, noi non abbiamo la presunzione o la bacchetta magica di risolvere un problema che si trascina da anni, ma stiamo lavorando mettendo risorse complessive, aumentando i controlli, aumentando le assunzioni degli ispettori, proprio per andare a verificare dove il lavoro non è tutelante per gli stessi lavoratori. Quindi è un tema importante, è un tema attenzionato dal governo, e anche tutte quelle azioni, anche nell'ultimo dell'agricoltura, ma anche in altri provvedimenti proprio che riguardano la nostra Commissione Lavoro, di cui io faccio parte, sono vicepresidente, puntano alla lotta contro il caporalato, far emergere quel lavoro sommerso, quel lavoro che di fatto non tutela non solamente in termini retributivi i lavoratori, ma anche in termini proprio di sicurezza fisica.
È chiaro, è chiaro, è chiaro. Di questi tempi fare attenzione e sbirciando sui giornali vediamo che purtroppo è un qualcosa di ancora molto, molto attuale. Chi specula su determinate categorie. Qui ci fermiamo, onorevole Tiziana Nisini della Lega. Grazie davvero per il tuo impegno. Grazie a voi, una buona giornata. Qui Parlamento. Si intitola proprio Amami, la nuova canzone di Elena Pratesi. La sua voce è un mosaico di opposti, ve ne siete accorti? Delicata e dirompente, luminosa ed ombrosa. Elena Pratesi la trovate su tutti gli store digitali e naturalmente su YouTube con questo pezzo intitolato Amami. Artisti indipendenti, certo, con Sammy Varin ogni mezz'ora in onda soltanto gli indipendenti, non soltanto cantanti, autori, ma anche scrittori, registi, chiunque abbia qualcosa da dire, abbia ancora il coraggio di dire qualcosa di diverso, ha spazio all'interno delle trasmissioni di Sammy Varin. E guarda un po', siamo collegati con una scrittrice, non soltanto, anche lei è un mosaico di cose belle. Abbiamo con noi Martina Marinelli. Ciao!
Buongiorno. Piacere, piacere di trovarti. Martina Marinelli, arte, recitazione, danza, canto e anche radio. Possibile questa cosa? Siamo colleghi, Martina? Lo siamo stati per un po', perché ho collaborato per un po' di tempo con una radio romana, Radio Roma Sound, quindi per un po' di tempo lo siamo stati. Bello, 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 no, perché sai è comunicazione, uno, sfrutta tante corde per comunicare e la radio è forse, il metodo più forte, più potente, ma non soltanto. E tu, nella tua vita, nella tua giovane vita, perché sei giovanissima, stai provando a sfruttare tante corde diverse. Intanto la scrittura, perché ragazzi, Martina Marinelli è al suo quarto romanzo, se non sbaglio, è vero? Giustissimo, giustissimo, non ti sbagli. Trovarsi, si intitola così il tuo ultimo lavoro. Intanto se ci sbirciate in radiovisione sul canale 252 del televisore o sui social vedete che ce ne sono altri di lavori che trovate facilmente, posso immaginare, in rete. E qui vogliamo capire quali emozioni hai voluto inserire in questo romanzo, una delicata storia di una rinascita nella Francia della fine del 1930, ripartire da se stessi, leggo. È una storia, vedi, che capita tanti anni fa, ma poi il bello di questi artisti, di questi scrittori, di questi cantanti che ogni tanto passo, è che hanno una genuinità, per cui molte volte ci ritroviamo in queste situazioni. Quante persone sono dovute ripartire da zero per problematiche pazzesche e per cui non hanno più niente, devono ricominciare. Si alza la testa e si dice vai. Posso ricominciare, posso farcela. Cosa hai voluto inserire in questa storia, in questo libro che si chiama Trovarsi? Martina. È l'idea proprio di ripartire non da 0, come diceva qualcuno qualche anno fa, ricomincio da 3, nel senso che, si può ripartire dalle proprie fragilità, da quelle che spesso vengono messe da parte, no, spesso non si considerano, quasi si teme di poterle affrontare o di ritrovarsi a tu per tu con questo tipo di situazione. E invece Charlotte, la protagonista di questo romanzo, è costretta a farlo, e sceglie di farlo perché avrebbe un'altra possibilità, cioè tornare lì dove è stata ferita. Però anche per vissuto personale, delle volte invece c'è bisogno proprio di prendere distanza da quello che è accaduto, per poter anche capire se fa ancora parte di noi o se stiamo cercando qualcos'altro, se siamo arrivati a un punto di svolta. E lei arriva proprio a questo, ehm, in maniera molto dura, in maniera molto sentita, all'idea di dover ricominciare da capo e rimette in discussione se stessa prima che tutto il resto. E da lì ricomincia a cercarsi, perché si rende conto che per molto tempo si è nascosta dietro ai suoi personaggi, dietro a una immagine che le è sempre stata imposta prima dalla famiglia, poi dal mondo teatrale, quest'idea di perfezione, no? Nel mondo teatrale le ballerine vengono spesso definite gli angeli di Apollo, cioè questa idea altissima del corpo, dello spirito, qualcosa di irraggiungibile. E lei non vuole più essere questo, lei vuole essere Charlotte, forse per la prima volta nella sua vita. E quindi si strucca letteralmente, si spoglia di tutti gli abiti, di tutti gli artifici che ha usato in quel tempo, in tutti i suoi primi anni, perché anche lei è molto giovane, ha soltanto 20 anni, e riparte dal silenzio, dalle sue fragilità e comincia ad ascoltarli, ad ascoltarsi davvero. Capite? Questa storia è ambientata nel 1930. Perché? Perché così lontano? Perché mentre parlavi, mi sono venute in mente tante immagini di quante situazioni, molte situazioni, che tratto anche quotidianamente occupandomi di rassegna stampa, tante persone che, ripartono da zero, che lasciano tutto, che decidono di rinascere. Ecco, una vera e propria rinascita, cambiando completamente modo di vivere, struccandosi, come dici tu, mollando quell'ambiente. E cosa c'entra il fatto, di ambientarla nel 1930? Una mia curiosità.
Prima di tutto, diciamo una mia passione personale, perché, la mia passione per la storia e per il teatro mi ha portata poi a laurearmi come storica e critica del teatro. Quindi il lavoro di ricerca è qualcosa che, mi è sempre molto piaciuto e che ho potuto approfondire poi con gli anni dell'università. Tant'è vero che prima di iniziare a scrivere la storia di Charlotte c'è stato un grande lavoro di ricerca all'interno della Biblioteca Nazionale di Francia, che fortunatamente è consultabile a distanza, i vecchi numeri di Vogue per la moda, le riviste di settore, le riviste femminili e maschili, perché c'erano anche quelle al tempo, quindi per costruire un po' la scenografia, ecco, tutto ciò che avrebbe dovuto contornare la sua storia. E poi è stata una scelta anche di tipo emotivo, perché viviamo attualmente in un momento storico molto veloce, che raramente ci dà la possibilità di fermarci davvero ad ascoltarci, che ci dà il tempo e il silenzio necessario. Ci sono sempre stimoli, che siano video che vanno non oltre il minuto o raramente oltre il minuto, foto, reazioni. È un mondo molto veloce che richiede sempre più velocità. Ecco, poco fa c'era appunto una cantante prima di me, la musica esce sempre più velocemente, la letteratura sta diventando sempre più veloce. Il passato aveva il valore del tempo più dilatato, dello spazio più ampio, un respiro anche per la mente e poi la possibilità di incontrarsi davvero, guardarsi negli occhi, raccontarsi, ritrovarsi banalmente intorno ad una tavola, cosa che di nuovo è raro trovare persone che ancora riescano ad apprezzarlo come momento. Il valore delle piccole cose, che poi non sono mai cose, non sono mai piccole, il valore degli istanti, dei momenti, che a volte sfuggono molto in fretta e quindi bisogna essere bravi a carpirli quando li abbiamo intorno. Nel 1937 e nel passato più in generale c'era forse più attenzione a questo, si dava più ascolto a questo tipo di momenti e di situazioni, ma più ascolto all'umano, ecco, all'essenziale, ed è questo che avevo bisogno di ritrovare per questa storia in particolare. Senti, ti dico, c'abbiamo un buco di un paio d'ore nel pomeriggio. Io ti darei tranquillamente una trasmissione perché ci hai ammaliato con questo discorso. Mi sono arrivati molti messaggi intanto che stai parlando, ne arrivano ancora adesso. Tutto vero, parole sante, come sta cambiando il mondo. Certamente, certamente, hai detto delle cose molto vere. Il mondo è diventato liquido, fluido, ditelo come volete. Gli stessi incontri sono velocissimi. Tra di noi non ci vediamo più neanche dal vivo, e infatti siamo in Skype, ma stavolta magari è colpa della lontananza, mica per forza. Che cavolo, sta cambiando tutto, e come ci ritroviamo in questa attualità? Questa è una bella domanda che mi scrive Luca. La faccio a te, Martina Marinelli. Tu come ti trovi in questa attualità tecnologica? E giustamente le sfruttiamo le tecnologie, perché è bello in questo momento chi ci guarda in TV sul 252, su tutte le piattaforme possibili e immaginabili, ci potete vedere, vedete il faccione di Sammy Varin, vedete la dolcissima Martina Marinelli. Tutto questo lo dobbiamo sfruttare, perché non possiamo non sfruttarlo se vogliamo farci vedere che ci siamo, che esistiamo. E se per un giorno non andiamo sui social, noi quel giorno non esistiamo. Ed è pazzesca sta cosa, Martina. Io mi sento molto fuori posto infatti in questo contesto, perché, a parte i miei canali ufficiali come scrittrice, che come social esistono, personalmente però ho cancellato tutto quello che riguarda i social, perché ero stanca proprio di questa idea che se non sei su una piattaforma e non ti mostri in quel modo, tu non esisti. Io esisto per chi vuole esistere insieme a me dal vivo, toccandosi, parlandosi di persona, quindi ho rifiutato un po' in questo senso il tempo in cui viviamo. Poi certo, sfruttare i mezzi tecnologici come abbiamo fatto questa mattina e come in passato mi è capitato fortunatamente di poter fare, ehm, ha salvato determinate situazioni, ecco, ti dà delle opportunità. Però ripeto, personalmente ho fatto una scelta che ovviamente non ha potuto coincidere con quella lavorativa, per cui esistono dei canali social pubblici, ecco, che riguardano il mio mestiere, ma personalmente mi sono proprio allontanata, ho preso le distanze.
perché ho sentito il bisogno di tornare all'essenziale. Capite? Fuori posto, fuori moda, fuori tempo. Abbiamo qualcosa in comune anche con la nostra radio, siamo ovunque, su tutte le piattaforme, ma siamo anche aperti. Pensa, Martina, che chiunque può venirci a trovare in via Bellerio 41 a Milano, chiaramente deve avere almeno un salame lungo così in mano e entra, non il salame, ma entra lui col salame, no? E si fa qualcosa insieme, si beve un caffè, si fanno due chiacchiere, si parla di politica, di attualità, di cronaca, del libro Trovarsi di Martina Marinelli, che vedete mi sembra un ottimo regalo per il vostro papà, per la vostra mamma, che magari quegli anni li ha vissuti davvero, o per voi, per dare una rispolverata al passato, per capire come si poteva vivere meglio anche nei momenti meno belli nel passato, e per comprendere magari come ci si potrebbe adattare meglio a questi momenti che appunto sono belli, possiamo usufruire di qualunque tecnologia, ma c'è il ma, e poi c'è l'intelligenza artificiale, e lì ti dovrei tenere per un'altra ora, ma potrebbe darsi che ti sfrutterò, Martina Marinelli, perché mi Ci sembri... tengo a precisare soltanto una cosa: Dai. nel libro l'unico elemento storico che volutamente ho eliminato è stata la guerra, perché almeno nella fantasia mi piace pensare che non ci sia stato quel tipo di orrore, ecco. Questo era per precisare, altrimenti chiaramente ci sarebbe stato un buco enorme a livello storico. Interessante, interessante, come capita a molti di noi effettivamente nella vita di tutti i giorni, abbiamo cercato, di non pensare alle terribili guerre che stiamo vivendo, e le viviamo passivamente, e no, le stiamo anche, prendendo sulle spalle come peso economico e anche emotivo, ma qualcuno cerca di non pensarci. Psicologicamente tutto è tutto da vedere questo periodo, come è tutto da comprare, signori, il libro di Martina Marinelli, Trovarsi, mai termine più bello. E dove lo possiamo trovare questo libro? Chi lo vuole acquistare immediatamente lo può ordinare su Amazon, può cercarlo in libreria, come si fa? Su Amazon, disponibile sia in formato cartaceo che ebook, quindi può essere portato sempre con sé, sia tramite, accessori tecnologici, sia con il buon vecchio cartaceo. E chiaramente, citofonate Martina Marinelli. Di dove sei, Martina, tu? Provincia di Roma. Provincia di Roma, cercate la Martina Marinelli, perché giustamente bisogna incontrarla, un'autrice così, e magari ve lo dà di persona in qualche presentazione. Molto Cercatela sui volentieri. social, perché il bello poi di incontrare l'autore è che c'è il famoso firmacopie, e quindi vai lì, fai conoscenza, te lo dà firmato, e poi magari insomma lo puoi anche regalare, diventa un regalo ancora più importante con la firma dell'autrice. Martina, è stato un piacere. Il piacere è stato mio, grazie davvero. Al prossimo libro. A Ciao. presto, ciao. Ciao, ciao. Sono le 11:28. Bello, mi fa piacere quando poi intervistiamo queste persone, arrivano tanti messaggi, che ci fanno capire insomma che, viviamo in un'era particolarissima. Sì, sì, c'è anche Sanremo, lo so, mi tirate in ballo Sanremo, ma state lì a pensare, com'è la guerra, no, non pensiamo sempre alla guerra, adesso arriva Trump che ce le toglie di mezzo tutte con i dazi, ma non pensate neanche a Sanremo. Manco ci doveste, siete mica Vannacci che deve capire se andrà ospite o non andrà ospite a Sanremo, super ospite dopo i Duran Duran, Roberto Vannacci, dai, ma è pazzesco, non glielo permettono neanche come pubblico, ma neanche, cioè, boh. Mi fermo, sì, lo so, si ride, si scherza, cerchiamo anche un po' di sdrammatizzare su questa radio. È il bello di una radio che si chiama Radio Libertà. Prima di mezzogiorno, promesso, giuri in giuretta, leggo i tantissimi WhatsApp al 340 6709 659 che sono arrivati, soprattutto sulla gattina. Mi chiedono tutti come sta la gatta operata ad Aosta. Sta benissimo. È il padrone della gatta che sta un po' meno bene, perché adesso ti immagini, gli fanno un culo, mamma mia, e diamo tutti ragione
a chi ha operato la gatta. Attenzione, sembra incredibile, tutti dicono ha fatto bene. Per cui negli ospedali ci sarà una corsia, la famosa corsia Miao, la corsia preferenziale per gatti che hanno avuto incidenti, gatti, cani, porci, maiali, qualunque essere che abbia avuto. Non scherziamo, guarda che io ci sto, certo, tutto va sterilizzato, eccetera, eccetera. Io tranquillamente ci sto. E voi? Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno care amiche, buongiorno cari amici, ascoltatori di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Questa mattina voglio parlarvi di una cosa straordinaria, di un momento particolare, di un momento importante per la nostra Italia. Se amiamo l'Italia, dobbiamo amare anche i suoi prodotti, i suoi figli, che alla fine sono i suoi frutti. Siamo in piena raccolta delle olive, stiamo producendo l'olio nuovo, qualcosa di straordinario, la produzione quest'anno è un po' migliore dell'anno scorso, anche il frutto si presenta bene. Quindi a tutti coloro che ci conoscono già, a tutti coloro che vogliono provare l'olio extravergine di oliva Acerbis, la grande offerta è di ricevere 6 bottiglie di olio Acerbis da 1 litro direttamente a casa vostra, chiaramente estrazione a freddo, chiaramente 100% italiano di olive italiane. 6 bottiglie da 1 litro di olio Acerbis a casa vostra, parlo dell'olio novello, 84 euro. Il trasporto è gratuito, chiamate 030 68 44 08 o visitate olioacerbis.com. Grazie. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Cosa succede sotto il cielo di Milano? Questa è la nuova canzone di Enrico Ruggeri dal suo ultimissimo album. Una Milano divisa, esasperata, violenta, ma splendidamente rivolta al futuro. Ed è proprio della regione intorno a Milano che parliamo adesso, collegandoci con la Lombardia. Va ora in onda Focus Lombardia. Un piacere riavere con noi il consigliere regionale della Lega, vicepresidente della Commissione Sanità, ma anche lo conoscete come nella Bergamasca, vice sindaco, poi sindaco e non soltanto di Alzano Lombardo in provincia di Bergamo, Roberto Anelli. Ciao! Ciao carissimi e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sempre un piacere davvero averti con noi, leghisti della storica Lega Lombarda e non soltanto ti apprezzano, ma adesso ti apprezziamo soprattutto per quello che state portando avanti come regione, un progetto di legge per regolamentare il possesso e la conduzione di cani potenzialmente pericolosi. Siamo anche sulla notizia perché oggi avrai letto su tutti i giornali c'è la storia del medico che ha operato la sua gatta in ospedale e questo denota da una parte un grandissimo, lo sapevamo, amore per i quattro zampe, per gli animali, un amore che a volte travalica anche quello per l'uomo e c'è sempre un motivo, ma a volte questo amore è un po' fuori di testa, è un po' esagerato, non è controllato, esce dal controllo e può combinare anche guai. Non è stato questo il caso del medico che ha operato la sua gatta in ospedale, non è successo niente, adesso chiaramente andrà chiarita la situazione perché non era proprio nella normalità, ma sul fronte cani, regolamentare il possesso, la conduzione di cani potenzialmente pericolosi. Troppo spesso questo avviene senza un controllo e soprattutto a volte a sbagliare, può essere naturalmente il cane che attua un comportamento sbagliato e va educato, ma anche lo stesso padrone. Che cosa si muove su questo fronte, Anelli? Beh, allora, guarda, innanzitutto vorrei dirti che questo è un progetto di legge che poi noi porteremo al Parlamento perché purtroppo alcune normative prevaricano quelle che sono le competenze regionali, quindi sarà un progetto di legge che poi, qualora passasse, lo porteremo al Parlamento romano, sperando che poi legiferi il Parlamento. Sostanzialmente cosa succede? Negli ultimi anni sappiamo che ormai così l'acquisto o la detenzione di un cane passa per determinate mode. La moda di questi ultimi anni è l'acquisto di questi cani di grossa taglia, molossoidi, e che purtroppo non sono acquistati in quei centri di allevamento che hanno una discendenza genealogica tracciabile, ma spesso e volentieri vengono acquistati da parte di alcune persone da internet, da Facebook, quindi non tracciabili da un punto di vista genealogico. E cosa succede? Già sono cani particolari per la loro diciamo stazza e a volte aggressività. Se poi vengono in qualche modo incrociati, questi cani possono anche portare situazioni di pericolo non solo per l'uomo ma per gli animali stessi. Quindi si vuole con questo progetto di legge normare la cessione innanzitutto di questi cani, ma soprattutto normare anche la consapevolezza che l'acquirente, quindi la persona che acquista questi cani, deve essere consapevole che non acquista un barboncino, ma acquista un cane che potenzialmente può anche essere pericoloso. E quindi noi introduciamo quello che è per legge un patentino, ma che non è solo un patentino teorico, ma deve seguire anche un corso pratico di addestramento del cane. Questo per permettere così una conduzione ovviamente del cane in piena sicurezza,
anche all'interno, nell'ambito urbanizzato, perché è ovvio che se un cane di questo tipo lo troviamo in montagna e ricordiamo sempre che deve essere tenuto al guinzaglio, un guinzaglio lungo massimo 1,5 metri, è un conto. Se lo portiamo in una città come Milano o lo portiamo in Piazza Duomo, è un altro, abbiamo qualche problema in più. Peraltro poi le cronache di questi ultimi mesi ci confermano l'aggressività di alcune tipologie di razze, e quindi vogliamo intervenire, ma vogliamo intervenire non solo per tutelare le persone, ma per tutelare anche i cani stessi, per salvarli. Perché diciamo che poi cosa succede? C'è un abbandono, quindi c'è un riempimento dei nostri canili sia comunali sia privati, e questi cani generalmente non vengono più adottati, quindi finiranno la loro vita all'interno di 2 metri quadrati. Vorrei anche aggiungere un'altra cosa, che ovviamente questo progetto di legge parlamentare non è frutto mio, ma è frutto di un tavolo di lavoro dove a questo tavolo sono stati seduti veterinari delle APS lombarde, ANCI Lombardia, perché il problema arriva proprio è stato sollevato dai sindaci che hanno i canili pieni di questi molossoidi, tramite gli addestratori dei cani, dai gestori dei canili e da una serie altre di associazioni che ruotano intorno all'ambiente cinofilo. Quindi è un progetto di legge che poi può essere sicuramente in qualche modo modificato, ma che vuole innanzitutto sollevare un'attenzione particolare nell'acquisto di questi cani da parte anche di persone che molto spesso e volentieri in alcuni casi lo acquistano anche per una protezione non del tutto legittima, come sappiamo che questi cani sono utilizzati anche da spacciatori di droga e quant'altro. Interessante, e ricordiamo naturalmente si parla di cani molto particolari. Vi faccio qualche esempio in questa lista estemporanea. Vi cito il dogo argentino, fila brasileiro, tosa giapponese, American Pitbull Terrier e Pitbull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, e questi sono soltanto alcuni, anche il cane corso, perro di presa canario, presa canario marochin, ce ne sono parecchi, sconosciuti ai più, ma molto conosciuti all'interno di una stretta cerchia che tu hai anche citato. Staremo a vedere che cosa succede. Giusto regolamentare il possesso e la conduzione di cani potenzialmente pericolosi, e portiamo tutto quanto in quel di Roma. Nell'ultimo minuto vogliamo approfittare della presenza di Roberto Anelli per ricordare anche la prima festa della Lega dell'anno. Si ricomincia, o meglio ricominciate voi grandissimi in provincia di Bergamo. Siamo naturalmente invidiosi perché la provincia di Bergamo è la più attiva in fatto di feste della Lega, e non soltanto. Lega in festa a Palazzago Bergamo, si parte da San Valentino 14, 15, 16 febbraio e poi ancora 21, 22, 23 febbraio presso l'area feste, struttura fissa e riscaldata di Palazzago in provincia di Bergamo. Tutte le sere a partire dalle 19, bar, pizzeria, cucina tipica con i nostri politici, e naturalmente immagino non mancherà Roberto Anelli, è vero? Assolutamente sì, è una festa bellissima, peraltro sempre molto partecipata, organizzazione stupenda, abbiamo dei militanti eccezionali. Poi a 2 passi da Pontida, conosciamo bene la strada. Grazie davvero Roberto, buon lavoro e alla prossima. Grazie a te, ciao. Grazie a Roberto Anelli, consigliere regionale della Lega, vicepresidente Commissione Sanità. Eccolo qua, il Semivarin è pronto a leggere i vostri messaggini. Certo, grazie. È bello anche questo dialogo che abbiamo aperto con nuovi e vecchi ascoltatori attraverso il 340 67 09 659. Non tutti hanno tempo e voglia di chiamare in diretta, ma lo sapete anche se telefonate in questo momento al nostro numero
riservato alla diretta, che è 02 92 94 7222. Noi vi ascoltiamo. Nel frattempo, certo, decine e decine di WhatsApp al 340 6709 659 per commentare le notizie del giorno. La notizia più commentata, ribadisco e discoriba, è proprio quella del medico. È già il medico che ha operato la propria gattina. E sono tutti lì a commentare questa notizia. Capite un attimo il modo diverso di reagire che abbiamo davanti a queste notizie. Cioè, qui si supera la situazione immigrati, il caso Al-Masri. Oh mamma mia, tra mezz'ora inizia la diretta Camera-Senato su tutte le televisioni sul caso Al-Masri. Siete eccitati? Assolutamente nulla in confronto a quello che è successo ad Aosta, il medico che ha operato la sua gatta in ospedale. Sarebbe morta, risarcirò il danno economico, scrive il Corriere. Un attacco e un drenaggio sulla gatta precipitata dal sesto piano. L'USL Valle d'Aosta ha avviato un'indagine interna e ha avvisato la procura. Il medico dice: Atena, la sua gatta, era tra la vita e la morte. Ringrazio chi mi ha sostenuto. E qui un fracco di WhatsApp che chiedono come sta il gatto, prima di tutto. Beh, sta bene, si è salvato. La notizia del medico che ha salvato la gattina è fumo negli occhi, invece scrivo questa. Una cortina di fumo, una non notizia. Chi se ne frega, ci sono ben altri problemi. Gramellini è quello che ha scritto oggi in prima pagina sul Corriere la notizia, e meno male, vedi che siamo una radio in controtendenza, eh? E certo, se il vice Sumaoro, oh mamma mia, è vero, guarda, io mi viene da piangere pensando a Sumaoro, che già piangeva per lui, adesso piangerà ancora di più, e questo ma gli fa gli stivali, veramente. Se il vice Sumaoro in Italia non si trova comodo, può sempre tornare nei suoi paraggi. Pensi un po' ai disabili che si vedono quote di fondi pubblici sottratti e deviati verso gli immigrati, che sono pure scontenti per giunta. Può chiedere rimborso alle cooperative. Sì, perché questo tizio, che lavora adesso nella cooperativa Baobab, che ben conoscete voi romani, nell'intervista non è particolarmente felice. E uno dice: ma scusa, le abbiamo dato tutto, lavoro, e c'è cos'altro vuoi? E beh, Al-Masri, abbiamo riportato a casa Al-Masri. Stefano, ma per quel che riguarda la scuola, soprattutto per il fenomeno Maranza che rubano addirittura gli indumenti fino al burka, chi è che va a scuola ti ruba il burka? Non c'è più religione, il caso di dirlo. Non si potrebbe riprendere in mano il tema delle divise uguali per tutti? Zitto, non dare l'idea, Stefano, che fanno mettere il burka a tutti quanti adesso, almeno siamo uguali, no? E poi non si sa chi entra in classe, è una sorpresa. No, Monfalcone, c'è il controllo. Buongiorno, l'Italia si è fatta mettere sotto i piedi. In Svizzera, anche se ci sono tanti musulmani, ma mai visto donne combinate in quel modo. Massimo con la testa coperta, ma non a lavorare nei luoghi pubblici con il capo coperto. Te l'ho detto, è un problemino, ne parlano oggi i quotidiani, e sta cosa che le ragazzine dichiarano che non escono di casa se non hanno il loro burchettino. Non mi piace questa frase, mi sa molto di lavaggio del cervello da parte dei genitori o di chissà chi. Pericolosa come frase. Marco, preferisco rimanere a casa a guardare il muro piuttosto che tradire il mio credo, e noi siamo così fessi da credere chiedo scusa, che queste si vogliono integrare. Questa è proprio la frase che ha detto uno di queste ragazze: preferisco rimanere a casa a guardare il muro piuttosto che tradire il mio credo. Ma che facciano quel cazzo che vogliono, se si levano dalle palle remigrando al loro paese ci fanno solo un favore. E caro Marco, il problema è che molti di queste probabilmente diventeranno italianissime tra poco. E che facciamo? Che facciamo? Buongiorno, non trovo giusto imporre
a una donna di indossare il velo e coprire il volto. Non entro nel merito religioso. La legge vieta di nascondere il volto e sono d'accordo. Se poi non ti va bene, prima di trasferirti in una nazione con regolamenti ostici, valuta altri paesi. È vero, e come ad esempio altri paesi arabi, scrive Raffaele dalla provincia di Mantova. Ma non sempre si stanno simpatici tra loro, ecco, all'interno dei paesi arabi. Diciamo che alcuni sono più razzisti di noi. C'è un audio. Il numero è sempre quello, o se mi scrivete in questo momento mi appare sul computer il vostro messaggio, ve lo leggo al volo. Inviate il vostro messaggio al 340 67 09 659. Non ci credete? Fate l'esperimento, scrivetemi in questo momento. Sentiamo l'audio sul cursore. Buongiorno Sammy, Buongiorno. buongiorno a tutti i radioascoltatori. Anche oggi è valsa la pena di svegliarsi vivo, con Giusto. una bella notizia. Quale? Aumentiamo le spese per le spese militari. Ecco. Non c'è nessun problema, basta mettere un punticino in più sull'accisa della benzina, No! un punticino in più No! sull'accisa del metano. Non e paghiamo farmi anche i carri piangere, armati. no! Tanto guarda, la bolletta del metano è una cosa pressoché ridicola, solo il 52% di quello che paghiamo va in tasse e l'altro 48% è quello che consumiamo. Non vedo nessun problema, scorporiamolo pure da quello che vuoi, un punticino di qui, un punticino di là, però alla fine siamo soddisfatti. Buona giornata a tutti. Anche oggi è valsa la pena di ascoltare la rassegna stampa di Sammy Varin. Mi metti qualche dubbio, è vero? Danno la colpa ai camini, ai peti delle mucche, dell'inquinamento ambientale. Sì, è vero, è oggi su tutti i giornali, ragazzi. Le caldaie, no, inquinamento da automobili, da camini e da peti delle mucche, dei maiali. Ma tutti quegli aerei che passano sopra le nostre teste, qui a Sondrio ne passano uno dietro l'altro, sia da ovest che da est. Ma questi come volano? Ad aria? Bisognerebbe fare dei test applicando su quegli aerei delle centraline per monitorare l'inquinamento che emanano. Cara Clara da Sondrio, sei già fortunata, la zona è già migliore rispetto a Milano, minga poi troppo. Buongiorno, le varie giornate servono a poco. La domanda è: come mai le tante ricerche non convenzionali, penso alla terapia di Bella e a molte altre, che è grandissimo Di Bella, lo abbiamo seguito per anni e intervistato su queste frequenze, non ultima una ricerca russa con risultati eccellenti, castrata subito perché non risponde alle multinazionali del farmaco, non vengono supportate. Taccio sulla faccenda De Donno, anche lui passato su queste frequenze, che dimostra che del malato non frega nulla a nessuno. Esperienza diretta. Scrive Marco. Sanremo, io Sanremo non lo guardo. Giusy, non puoi non guardare Sanremo. Però, oggi ti dico, ne scrivono peste e corna. Anche sui giornaloni dicono che i testi delle canzoni sono terribili. Attenzione, sta per uscire la notizia che Fedez potrebbe rinunciare a Sanremo. Oh mamma il cuore, sto male, non riesco a chiudere la trasmissione. Sì, tutte scuse, Sammy Varin. Avrei fatto la stessa cosa se fossi stato al posto del medico di Aosta con la sua gatta. È vero, ma io dico, e se non era la sua gatta? Cioè, se voi andavate dal medico di Aosta e gli dicevate mi sta morendo il gatto, può fare qualcosa? Sai, a quel punto uno dice, cioè, non è che dopo gli orari c'è la processione di chi col gattino, cagnettino, la scimmietta, eccetera. Però ripeto, qui a quel punto travalichiamo. Allora, se per un'emergenza noi siamo autorizzati, per un'emergenza che sentiamo noi siamo autorizzati a non rispettare più la legge, e allora la speronatrice, ve la ricordate la speronatrice? Per lei era un'emergenza portare assolutamente quei clandestini sulla terra italiana. È un bellissimo argomento di chiacchiericcio, importante, perché la nostra radio serve anche a questo, signori. Voi cosa avreste fatto se foste stati in quel medico e il vostro gatto è vostro? Poi lui ne aveva altri 3 o 4, anche cani, eccetera. Ma se vi arriva a quel punto qualcuno con in mano un gattino e tu sei radiologo, hai finito di lavorare, che fai?
Carissimo Sammy, non dimentico mai Cirinna, Panzeri, oggi salvati. Oggi in Veneto abbiamo il consigliere di Europa Verde Zanoni che vuole far causa a Trump Junior per le anatre. Ieri leggevo nella provincia di Venezia più 74% dal 2018 di cassa integrati. Questi sì che sono volatili per diabetici. Quanta pazienza potremmo avere noi uomini di buona volontà? Mattia da Padova, grandissimo. C'è gente che non curerebbe chi non si è vaccinato e fanno questioni per un gattino, deficienti. E poi un audio sul cursore, sentiamolo. Ciao Sammy, sono Mauro il filosofo, buongiorno Ciao. a tutti i radioascoltatori. Il mio pensiero è questo: intanto spero che si possa un giorno abituare gli stranieri di origine musulmana ad adottare le nostre abitudini civiche e culturali nel nostro paese, quindi via il velo e tutti i copricapo che indossano e comportiamoci come si deve. La seconda, il proprietario del gatto secondo me non ha fatto bene, perché poteva semplicemente pagare qualcuno che portasse il gatto in clinica a fare gli esami necessari. Le cliniche sono aperte H24 e non serviva usare l'ospedale. Se adesso viene sanzionato, credo sia la cosa più opportuna da parte dei dirigenti, per quanto insomma abbia fatto una cosa con il cuore, ma c'era la possibilità di agire diversamente. Buona giornata a tutti. Grazie caro, sì, ricordiamo insomma che c'era passato da una clinica e però era gravissima la gattina e quindi bisognava essere subito operata. Ci sono le cliniche aperte H24, siamo in Val d'Aosta, ad Aosta per l'esattezza, e non so se ad Aosta ce ne sono. Poiché non c'erano umani in attesa di esami radiologici, ha fatto benissimo quel radiologo a provare a salvare il gatto, pur ritenendo che l'essere umano abbia assolutamente la precedenza su qualsiasi animale, ma curato l'umano è un dovere curare l'animale per evitare che soffra. E ancora, buongiorno, queste ragazze che vogliono restare coperte, che restino a casa, anzi dobbiamo mandarle nel loro paese così si risolve il problema. Il problema è, come dice il nostro capo dello Stato, è che questo è il loro paese. Se gli viene inculcato in testa che non devono uscire e loro stessi iniziano a pensare non voglio uscire se non così bardata, la cosa è grave. Ecco, è un salto di qualità in negativo. Stiamo diventando islamici per colpa di questi finti buonisti. E poi ancora un audio, non finisco più, siete in tantissimi. Sono Giovanni dalla provincia di Novara. Ciao. Due fatti secondo me significativi in termini anche generali. Voi avete intervistato Tarfusser, una intervista interessantissima, e poi ho letto un articolo su Dagospia dove Tarfusser trattava le stesse cose, tagliato e incollato in un modo che sembrava che dicesse tutt'altro. E l'altra cosa, io vado a prendere le mie nipotine a scuola e trovo una signora completamente coperta, dove non potrebbe esserci sotto anche una scimmia, un uomo, qualunque cosa, mentre io, e gli viene data la bambina tranquillamente, e mentre io devo aspettare che la maestra, quando io alzo il braccio, riceva il riconoscimento della mia nipote per potermelo rilasciare. Siamo alla follia. Buongiorno. Sì, è interessante anche quello che si scrive oggi, appunto, che a Monfalcone c'è una stanzetta in cui per un attimo si devono scoprire queste signore e signorine per far vedere chi è, di chi si tratta, sia chi entra in classe a scuola e, come dice questo ascoltatore, ci vorrebbe anche chi la viene a ritirare, perché che sappiamo che cosa c'è sotto? Qui mi fermo, Sammy Varin se ne va? Ritorno tra 10 minuti, c'è la terza parte con il Magna Magna del mercoledì e Francesco. Adesso mi metto una parrucca, Francesco, così sarò diverso e non sarai più stanco di vedermi. A tra poco. Avete ascoltato